Ma è un riconoscimento a chi ha dedicato una vita alla propria impresa e di conseguenza anche alla crescita del nostro territorio come imprenditore, ma non solo, premiamo anche gli ex collaboratori delle Camere di Commercio e i maestri del lavoro. Quindi abbiamo tutta la filiera, dall'imprenditore ai suoi collaboratori, in modo tale che un ente pubblico, un'istituzione come la Camera di Commercio riconosce il valore dell'impresa, ma riconosce anche il valore delle persone, dei collaboratori che hanno fatto sì che questo territorio sia un territorio protagonista dell'economia nazionale. Siamo la nona provincia per esportazioni e questo la dice lunga su quanto impegno ci hanno messo i nostri imprenditori a far crescere le loro aziende e quindi va dato merito a loro. Sì, ci sarà un premio speciale dedicato al professor Ascani in quanto promotore di quel progetto Generazione 2026 con la FIX, con la Federazione Internazionale degli Eventi Televisivi Sportivi, e dove abbiamo coinvolto in 3 anni 30.000 ragazzi tra Treviso e Belluno, promuovendo i valori dello sport, ma promuovendo anche i valori delle imprese che ci sono dietro lo sport. E quindi in prospettiva delle Olimpiadi la Camera di Commercio ha anticipato la promozione, perché oltre a questo abbiamo sempre avuto tutti in questi anni delle delegazioni della FIX, che sono delegazioni composte dai presidenti e componenti del Consiglio della FIX che sono di tutto il mondo, quindi li abbiamo portati a visitare le nostre bellezze naturali ma anche le nostre bellezze impresa, sia a Treviso che a Belluno. Ma ormai sono parte integrante del sistema produttivo, sia le donne sia che gli immigrati di prima generazione e di seconda generazione. Ormai sappiamo che il problema del calo demografico è un problema che ormai è da anni se ne parla e non possiamo assolutamente farne a meno. Bisogna impegnarci di più perché ci sia accoglienza, perché ci sia data loro dignità di vivere con le loro famiglie in modo tale da inserirsi ancora meglio nella nostra società e che questo territorio possa mantenere un trend di sviluppo e di crescita come l'ho avuto fino adesso. Le Camere di Commercio sta facendo la sua parte assieme alle istituzioni, alla provincia e alla prefettura, in modo tale da poter vedere di recuperare, tra virgolette uso questo termine, la carenza di manodopera con professionali e competenze che se ci sono nei centri di accoglienza e eventualmente prepararli e poi metterli nel mercato del lavoro. Sì, i giovani sono uno dei nostri obiettivi primari per la valorizzazione, per la sensibilizzazione rivolta al mondo del lavoro, con l'orientamento, con degli eventi che facciamo sia qui a Treviso che a Belluno, proprio per fargli conoscere cosa gli può dare questo territorio. E quindi, oltre che in Generazione 2026, proprio abbiamo queste azioni mirate perché i giovani capiscono che questo territorio può dargli molto dopo un'esperienza magari lavorativa fatta anche all'estero, dopo una formazione professionale universitaria. La provincia di Treviso, di Belluno e non solo, e il Veneto hanno una potenzialità di imprese e di professionalità e di competenze che sono all'avanguardia del livello europeo e internazionale.